Rieccoci qua. Direttore, tanto noi stavamo andando Sì, avanti con i nostri discorsi fuori onda. Allora, riprendiamo un po' il filo del discorso, perché lei ha detto che tutto sommato c'è un segnale di sì, riaggancio, di presa. Collegandomi a quanto diceva la signora, bisognerebbe che i giovani si adattassero molto di più, eccetera. sì, E allora io facevo la riflessione, dicevo, beh, ma sono cicli e ricicli, questi relativamente fascia giovani, dopo parleremo certo. anche della fascia intermedia, over 40, over Ah, 50, perché nel 93 c'è stato un periodo di certo. crisi pazzesca, i giovani non trovavano lavoro, non riuscivano a trovare occupazione. È il problema dell'adattabilità, è un ciclo di riciclo che poi... Cosa... Allora, tre concetti. Allora, il problema dei giovani in mercato del lavoro c'è sempre stato, anche ai miei tempi. Tant'è che io sono un emigrato, cioè io ho fatto la mia laurea, sono dovuto andare a 1300 km dalla mia terra per trovare un lavoro. Quindi il problema c'è sempre stato dei giovani. Il fatto che la crisi, come la crisi ha cambiato in peggio questa situazione dei giovani? In tre modi. Anzitutto perché ha allungato i tempi di inserimento rispetto a prima. Mentre prima io mi diplomavo, mi laureavo, facevo fatica, accettavo qualche Certo. lavoretto, sottolavoro precario, 3-4 lavori, poi però riuscivo a trovare. Adesso stare lì, diciamo, in questa trappola è sempre più lungo, a volte non trovo nemmeno. Però, per esempio, noi abbiamo, sempre tornando al risveglio, nei primi mesi di quest'anno, noi abbiamo avuto un boom dei tirocini e una ripresa forte dell'apprendistato, che sono i due tipici contratti di inserimento dei giovani. Allora, i tirocini li possiamo vedere, come sempre, con la doppia faccia della medaglia, bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Mezzo pieno è che sono comunque una forma per i giovani di entrare nel lavoro, adesso sono anche remunerati, anche se poco, e quindi sono... È chiaro che se un giovane fa un tirocinio e poi trova un lavoro è contento, ma se un giovane fa un tirocinio e poi gli dico fanne un altro e poi fanno Eh, un'altra ancora, diventa quel pesante. giovane Certo. un pochino si arrabbia, Si agita. si agita e ha ragione, ha tutte le ragioni. E questo però sta succedendo molto nella fascia di quelli più di 25 anni, quelli che vengono da una situazione in cui o hanno diciamo, lauree non spendibili immediatamente sul mercato del lavoro, ma soprattutto perché sono andati in crisi i mercati di riferimento. Mi spiego. Cioè, i giovani, non esiste, cioè, se noi andiamo a vedere l'occupazione giovanile, un giovane laureato e diplomato rarissimamente fa l'operaio, ma questo anche prima. Quindi, se il giovane non fa l'operaio, non lavora nella logistica, di solito lo sbocco dei giovani istruiti è sempre stato la pubblica amministrazione e il terziario avanzato, il terziario all'impresa, in qualche caso anche alcuni settori particolarmente pregiati, tipo la grafica, l'informatica, la Quindi, comunicazione. quindi questi sono settori che non Questi assorbono. settori stanno andando tutti malissimo, la pubblica amministrazione ha Eh beh, bloccato le assunzioni, non fa più infatti, turnover, fatto ok? di fatto questo. Non rinnova i contratti a termine che aveva. E quindi, Grafica, comunicazione, eccetera, eccetera. Ecco, lo stesso mondo bancario che prima assorbiva giovani laureati, infatti, eccetera, ha rallentato, ha ridotto. Quindi questi giovani adesso che cosa fanno? O vanno all'estero o continuano a studiare malvolentieri perché lo vedono come un parcheggio, non lo vedono come certo, un continuare a studiare perché mi apre nuove opportunità. o nuove opportunità oppure orizzonti luminosi. Continua a studiare per non stare inattivo, per non stare fermo. Invece, almeno in Veneto, la situazione dal tempo, questo anche soprattutto alle buone politiche della regione, sta molto migliorando il rapporto tra i giovani che sono ancora nel percorso scolastico di istruzione e formazione, quelli che ancora non sono arrivati Sì. al mercato del lavoro, perché finalmente si riesce a fare buon orientamento, c'è un buon rapporto con le scuole,
che stanno cominciando sempre di più ad aprirsi alle imprese, ad aprirsi al mondo del lavoro. Quindi paradossalmente parlare anche di problema giovanile come se fosse un tutt'uno è sbagliato. Noi abbiamo ormai due categorie di giovani, quelli che sono già entrati in questo mercato del lavoro, che hanno mille problemi. Quelli che ancora ci devono entrare, invece, si stanno attrezzando meglio ad entrarci e probabilmente troveranno un mercato del lavoro migliore. Ah, quindi migliore. Sì. E quali sono... Perché comunque le imprese che adesso stanno ricominciando ad assumere, Si dicono non c'è più la gioventù di una volta, dopo vedremo anche le nuove idee, partono dai giovani, ormai sono tutti mammoni. io ho due figlie non mammone e quindi sono, come dire, in qualche modo, una vive a Roma, una vive a Bruxelles. Quindi non hanno però il vero problema non è che i figli sono mammoni, i figli in questo momento dipendono in tutto e per tutto dalla famiglia. Cioè, se la famiglia è forte, economicamente, culturalmente, sotto tutti i profili, sono dei privilegiati. Se la famiglia è debole, e purtroppo ci sono tante famiglie deboli, economicamente, eccetera, eccetera, sono dei giovani che hanno difficoltà, che hanno E famiglia debole è anche la famiglia che magari pur avendo disponibilità economiche, però la famiglia di separati. Sì, ma diciamo che mai come in questo periodo, una delle condizioni di forza o di debolezza del giovane non è solo e soltanto l'istruzione, come una volta si diceva, l'istruzione, la disponibilità, il senso di sacrificio, lo spirito innovativo. Adesso ci dobbiamo mettere fortemente la componente famiglia, quindi questo ha un peso. background, quello che c'hai dietro, che c'hai alle spalle. Quindi un consiglio, stando su cose per le famiglie, quale potrebbe essere? Il consiglio per le famiglie è di pretendere dalle istituzioni non miracoli, ma buoni servizi. Cioè noi stiamo cercando di fare uno sforzo per migliorare il funzionamento della scuola, il funzionamento dei servizi per l'impiego, il funzionamento delle agenzie, tutte queste cose. Ma è chiaro che i risultati non li ottieni dall'oggi al domani. Però per il fatto di non avere i risultati immediati non puoi nemmeno dire che è una strada sbagliata. Io quando sento dire, ah ma voi continuate a buttare i soldi sui centri per l'impiego, sulle agenzie, sui centri di formazione, sulla scuola, e questo giudizio perché dice tanto non si risolve niente, sono soldi buttati. No, è sbagliato, perché anche se il risultato non è immediato, guai se non lo facessimo. Saremmo proprio un paese morto, perdente, completamente. Quindi bisogna investire in questo, però Sì. c'era anche un messaggio prima che era arrivato che diceva che le istituzioni, le forze politiche più che altro sono quelle che in questo momento, che da sempre, da tanto tempo sono distruttive, cioè ti fanno vedere una cosa, poi in realtà è un altro problema. Migliorare la scuola, non ci sono fondi, sono tutti impegnati a mantenere i mega finanzieri. Sì, ma guardi, io me le aspetto queste reazioni da parte, anch'io le faccio al bar parlando con gli amici, però voglio dire, farle non serve a niente. Cioè, certo. il fatto che ci siano pochi soldi per la scuola, però noi andiamo a vedere il nostro sistema di istruzione veneto, comunque tra i migliori d'Europa. Perché ci dobbiamo sempre fustigare, uccidere? No, abbiamo un ottimo sistema di istruzione e formazione. Abbiamo una situazione in cui ci sono già molte imprese che hanno un rapporto positivo con la scuola, con l'istruzione. Ecco, dove probabilmente dobbiamo migliorare molto è rispetto all'università, ma non perché siano cattive le nostre università, che sono ottime. Perché non preparano forse al mondo del lavoro? No, perché è la struttura, la riforma, questo è un parere mio personale, la riforma con il triennale e la specialistica è stata devastante. Un errore clamoroso rispetto alla politica del mercato del lavoro dei giovani.
Ecco, quello che volevo chiederle, ma dai dati che emergono risulta che l'Italia è uno dei paesi in fondo a una classifica infinita per quel che riguarda la percentuale di laureati, in cui l'Europa ci stimola a produrre più laureati. Però il nostro sistema lavoro, che dir si voglia, non riesce ad assorbirne, lei stesso ha detto, non ci sono più, ad assorbirne più di tanto. Quindi da un lato l'Europa preme perché ci siano più laureati, dall'altro se ti laurei e quindi più rimani fuori dal mercato del lavoro, necessariamente dovrai andartene all'estero, quindi non certo qua in Italia perché le aziende non Allora, richiedono. guardi, noi da tanti anni facciamo indagini sugli esiti. Che significa l'indagine sull'esito? Che noi prendiamo una corte di giovani nominativamente proprio nel momento in cui escono da un istituto tecnico, da una università, eccetera, e poi andiamo a vedere nel periodo, il significativo è dopo un anno in che condizione sono sul mercato del lavoro. Allora la situazione dei laureati è questa: circa il 60-70% lavora, poi però gli devi fare la domanda: che qualità è questo lavoro? Perché l'altro 30% non è detto che non lavori, può darsi che si è trasferito, che ha un lavoro autonomo che noi non intercettiamo, che fa il libero professionista, quindi il 70% lavora nel lavoro dipendente. A questo punto noi però facciamo l'altra domanda: sei soddisfatto del lavoro che fai? E lì abbiamo sempre la stessa risposta, da 15 anni. 50% è soddisfatto e 50% è insoddisfatto. È un dato fisiologico, cioè noi avendo tanta piccola impresa, imprese di piccole dimensioni, non avendo settori ad altissima tecnologia nel Veneto, avendo bloccato tutti gli inserimenti nella pubblica amministrazione, avendo addirittura noi abbiamo bloccato anche gli inserimenti nella sanità, okay? Certo. Quindi nell'insegnamento difficile, precario, eccetera. Allora tutto questo comporta che per i giovani laureati la nostra domanda di lavoro non è molto attrattiva. Allora come si può correggere? Bisogna per forza che qui ci sia un intervento di tipo straordinario. Deve ricominciare ad assumere la pubblica amministrazione, devono ricominciare ad assumere le grandi imprese. Perché noi tutte le nostre imprese partecipate dallo Stato cominciano ad avere dei vincoli più morali e etici a inserire i nostri giovani laureati? Non tutte lo fanno. Questo è gravissimo. In Germania, negli altri paesi, l'occupazione dei giovani neolaureati, eccetera, è una delle politiche più sostenuta dai governi. Ecco, tra l'altro qua stanno arrivando tantissimi messaggi, poi si continua a parlare di innovazione e rinnovarsi, però poi ci sono tantissime tasse, tantissime tasse per chi si mette in proprio, e il giovane che inizia una start-up, qualsiasi cosa, quindi anche l'iter tassato. Beh, ma la crisi in Italia perché è stata più grave che altrove? Perché noi a un certo punto, oltre ad avere la crisi economica, abbiamo avuto la crisi del debito pubblico. Sì, questo infatti. E quindi per questo è stato tutto molto più grave. Se noi avessimo potuto fare come gli Stati Uniti e quindi diciamo, stampare moneta, fare molti investimenti pubblici, la nostra situazione economica sarebbe ben diversa da quella che abbiamo dato. Però qualcuno dice, però al tempo stesso saremmo falliti perché il debito pubblico nessuno ci prestava più i soldi per pagare gli stipendi e pagare le pensioni. Naturalmente io non sono un economista sopraffino, non mi voglio impelagare in questo discorso, in questo ragionamento. Io non la faccio impelagare, però lasciamo le riflessioni dovute. Solo una cosa, poi andiamo in pubblicità. Lei ha detto del 60% dei giovani laureati trova un impiego, 50% soddisfatto, 50% no. Invece dei non laureati c'è una percentuale più alta che trova impiego oppure no? Lì è molto settoriale, segmentata. Ci sono alcuni istituti tecnici professionali in cui addirittura le aziende andrebbero ad assumere i giovani quando ancora sono a scuola. Infatti ne abbiamo avuto degli esempi. Altre scuole vanno benissimo, e ultimamente c'è il grande boom dell'alberghiero, tutto quello che è legato al fast food, al food, alimentazione, è diventata una grande bella moda, ma io penso che noi abbiamo delle potenzialità enormi. Se noi consideriamo che la regione Veneto è la prima regione per presenze turistiche d'Italia, che ha
delle potenzialità dell'industria turistica, dell'industria della cultura, dell'industria del tempo libero. Abbiamo anche tante prospettive. Il problema è che se non riparte il motore Certo, infatti. degli investimenti, e gli investimenti si fanno avendo disponibilità, se va bene l'industria, E ripartono ritorniamo gli investimenti. all'esclamazione del nostro telespettatore dicendo, che anche un'altra era intervenuta l'altro giorno, un imprenditore, dicendo sì, io investirei se questi soldi non dovessi giocarmeli in Tari, Tasi, Tami, Esatto, certo. Tisu, Tares e quant'altro, quindi questo è un altro problema. Andiamo in pubblicità, poi torniamo con voi.